La Nuorese rimanda le ambizioni di primato venendo sconfitta a domicilio dal Muravera per 1-0, secondo KO stagionale per la formazione di Mariotti, mentre l'11 di Piras centra il secondo successo esterno consecutivo dopo il colpaccio di 15 giorni fa ad Avezzano. La Nuorese conferma l'11 che domenica scorsa ha battuto proprio l'Avezzano, con l'unica novità rappresentata da Botti al posto di Mendy. Nel Muravera outpinna al suo posto Bruno in difesa con Onano titolare in mediana. La Nuorese suona il primo squillo al settimo con Nucia Lopez sulla sponda di Botti, ma la conclusione è centrale. I padroni di casa fanno la partita e ci provano prima con Scintu che non inquadra lo specchio di testa sull'angolo dalla destra, poi con Nucia Lopez che anticipa tutti sul primo palo sull'assist di Carta, con palla però sul fondo. A metà della prima frazione il gol sembra fatto per la Nuorese dopo l'ottima combinazione Gallo-Botti, ma l'intervento in chiusura di Falchi vale un gol e il Muravera si salva. La formazione di Piras si vede nell'area barbaricina solo con questo cross di Cadau. La Nuorese ci prova anche da fuori ma difetta nella mira e allora occhio a Nurchi dall'altra parte con Madeddu chiuso al momento della battuta a rete. Le ultime due mozioni prima dell'intervallo sono così ancora di marca nuorese, con il traversone di Cadau non sfruttato da nessuno dei suoi compagni e con il tiro cross di Carta che Arrus alza sopra la traversa. Nella ripresa stessi 22 in campo e la Nuorese parte subito con il piede sul gas, ma sul cross del solito Carta c'è Arrus in uscita a chiudere su Ucia Lopez con il puntero che poi commette anche fallo sul portiere ospite. Dall'altra parte Nurchi è sempre il più pericoloso fra gli uomini di Piras e al 50° la sua conclusione viene deviata in angolo. La sponda di Ucia Lopez al minuto 57 è un invito a nozze per i classe 98 tupponi che però calcia alto. Mariotti inserisce allora De Simone per Botti e i padroni di casa continuano a spingere con Arrus super. Nel 59° quando Cadau centra dalla destra per Ucia Lopez, murato al momento della battuta a rete. Cadau la tiene viva e scarica per Falasca che mira l'angolino. Arrus vola in un primo momento, poi risponde presente anche sulla ribattuta di Carta. Al 64° Nurchi fa le prove del gol con un destro alto sopra la traversa. Lo stesso Nurchi non sbaglia però al 67° quando approfitta di uno svarione di Go sul rilancio dalle retrovie per battere Frasca in uscita. Nuorese 0, Muravera 1 e tifosi di casa increduli. Sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Piras ha anche la palla del raddoppio, ma la conclusione di Madeddu sulla sponda di Nurchi è troppo strozzata per impensierire Frasca. Il Muravera si copre con l'ingresso di Farris per Akenza e l'11 di Mariotti non riesce più a creare palle gol. Al triplice fischio di Esposito fa festa solo il Muravera, mentre alla Nuorese non resta che pensare a giovedì sera, quando i biancoverdi torneranno in campo al Buitoni di San Sepolcro nel recupero della sfida sospesa per impraticabilità di campo alla terza giornata. Prima di tutto nel calcio bisogna far gol, no? Ma evidentemente qualche cosa che io dicevo qualche tempo fa era, cioè nel senso creiamo perché creiamo, crossiamo, facciamo, ma poi la palla va anche messa in porta, no? Ma a prescindere dagli episodi, il primo tempo hanno giocato bene ragazzi, una squadra chiusa, abbiamo giocato secondo me il più bel primo tempo di quest'anno. Poi il calcio è spietato, è qualcosa di incredibile, cioè tu nel senso, io per Frasca non ricordo una parata. No, ma no, ma manco gol, però questo non vuol dire che loro hanno meritato, sono stati attenti, hanno saputo soffrire il primo tempo. Noi disordinari la sentivo, io da stamattina dicevo ragazzi, ma il campionato è lungo, non bisogna vedere adesso se uno vince oggi è primo o no, però io dico che nel calcio si può perdere, no? Si può prendere anche così, quante partite uno dominate e l'ha perse, però dopo il gol, cavolo, e giochi e perché non giochi? E quando entri fammi vedere che cazzo, che ari il terreno, che te mangi qualcosa, mettetemi in difficoltà così. Invece avvalano tutte le scelte che io faccio da inizio, perché la reazione è quello, dà qualcosa in più, poi nessuno chiede, il calcio si perdono, si vincono le partite, oggi era una partita che noi non dovevamo perdere, no, poi l'abbiamo persa, forse qualche domenica fa al Balonga dovevamo pareggiare, abbiamo vinto, però quando entri in campo e metti in difficoltà il mister, no, cazzo, mo gioco mezz'ora, ma maro il campo, spazzo via tutto, Invece è questo quello che mi fa male, ma sono delle sensazioni che io provavo da qualche tempo, no? Da qualche periodo, però io penso sempre che le sconfitte e gli schiaffoni fanno bene per reagire e fare tutto quanto. Non eravamo fenomeni prima, non siamo asini adesso, abbiamo fatto un buon primo tempo, tocca ripartire là e poi il gol da quella palla lunga, classica palla lunga calciata via, non siamo stati attenti, abbiamo lasciato rimbalzare e poi lui ha fatto un bel gol perché ce l'ha, Nurchi è un bellissimo giocatore e poi alla fine io ho setto sempre i miei avversari perché
perché dico sempre questo, fino ai 90 minuti se loro hanno vinto 1-0 vuol dire che hanno fatto meglio di noi, vuol dire che hanno fatto un gol, noi no, però poi riparto dal primo tempo e dico che la squadra ha espresso un buon gioco il primo tempo, abbiamo fallito 3-4 gol e nel calcio bisogna far gol, non c'è niente da fare, questa è una cosa, è una legge del calcio, però poi insomma adesso non buttiamo nella croce niente, una cosa. Come dico sempre, oggi la squadra ha perso, l'ho messa in campo io, i cambi l'ho fatti io, evidentemente ho preparato male la partita, ho letto male i cambi, vuol dire che non dovevo fare entrare quel tipo di giocatori e altri giocatori, perché chi ha giocato ha fatto benino, chi è entrato non ha risposto niente, perciò l'unico autore e l'unico, come si dice, l'unico responsabile della sconfitta sono io, perché ho fatto io la squadra del primo tempo, ho fatto io i cambi del secondo tempo, no? Perciò tutto il resto sono tutte chiacchiere. Io riparto da una buona prestazione, perché la prestazione non va mai dimenticata nel calcio, a prescindere dai risultati. Però vorrei che i giocatori che entrassero mi mettessero un po' più in difficoltà, io stasera vado a casa e dico cavolo, se facevo giocare quello dal primo minuto, ma questo non avviene. Penso che sia ovvio che venendo qui a Nuoro non potevamo fare una partita d'attacco, siamo venuti consapevoli che avremmo giocato un attimino chiusi e cercando di sfruttare le nostre ripartenze con i nostri attaccanti che sono molto veloci. Dovevamo rispettare la Nuorese perché è sicuramente una squadra che ha un potenziale per poter rimanere nelle prime posizioni. Il nostro obiettivo è la salvezza, quindi è normale che in questi campi dobbiamo un attimino stare accorti. L'abbiamo fatto, siamo riusciti a contenerli nel primo tempo e poi ovviamente in queste partite conta la fortuna, ci sono stati degli interventi di Arrus nel finale ripetuti dove potevamo subire gol, abbiamo sfruttato le poche occasioni che abbiamo avuto, sicuramente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, però poi sono quelle partite che per noi sono una grossa boccata d'ossigeno, ci permettono di... Tanta convinzione per il futuro, no? Assolutamente, ma noi sappiamo che se facciamo le cose giuste, abbiamo la testa giusta, possiamo sempre mettere in difficoltà qualunque squadra. Poi è chiaro che in un'altra giornata magari subisci e vai in affanno, vai in difficoltà. Però abbiamo le nostre armi, cerchiamo di sfruttarle. Oggi le abbiamo sfruttate, abbiamo preso il massimo della posta e continuiamo. Il nostro campionato sarà così comunque, che sia la Nuorese, che siano le squadre di sotto, dobbiamo giocarcela sempre per arrivare alla quota salvezza.